Che i metodi di riscossione di Equitalia siano aggressivi, spesso poco rispettosi degli aspetti umani che queste situazioni comportano e per di più iniqui, era stato assodato da mesi di proteste, iniziative e il malessere sempre più diffuso dei cittadini. Così anche il Veneto, sulla scia di quanto stanno facendo altre pubbliche amministrazioni, deve organizzare in proprio la riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali della regione e degli enti locali, sottraendo l'incombenza ad Equitalia. Lo ha detto in una nota il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Clodovaldo Ruffato, che predisporrà una mozione da sottoporre la prossima settimana all'attenzione dei capigruppo, così da consentirne la discussione e l'approvazione in aula alla prima riunione utile del Consiglio regionale. Quanto al fatto che tocchi alla Regione risolvere questo problema, è giustificato soprattutto con la necessità di mettere a disposizione degli enti locali uno strumento che consenta loro di sottrarsi dalla morsa di Equitalia, operazione che non tutti sarebbero in grado di sostenere in proprio. È necessario che anche la nostra regione si liberi, o meglio trovi un sistema alternativo di riscossione coattiva dei tributi, perché quello operato da Equitalia è troppo rigido, opprimente e soprattutto crea numerose tensioni con quelli che sono i nostri cittadini. La dimenticanza magari di un tributo o il ritardo dovuto anche per motivi economici diventa poi un cappio al collo per il contribuente che non ha potuto o si è dimenticato di versarli. Questa azione è necessaria soprattutto per i piccoli comuni, per gli enti locali che da soli non riuscirebbero a mettere in piedi un sistema di riscossione adeguato e sostitutivo.